In occasione delle prossime elezioni regionali abbiamo incontrato i candidati di entrambi gli schieramenti a sentire le novità, a sentire i programmi, a sentire un po' tutto quello che riguarda la prossima Liguria. Per Quarta Pagina da Carlo Barbero, alle prossime. Finalmente un candidato uomo, no assolutamente, io non ho niente, anzi che ce ne fossero donne. Siamo col signor Barbera, da non sbagliare con Barbero che sono io, candidato alla regione per il Movimento 5 Stelle. Allora, come dicevamo prima con la candidata Murru, qui il centrodestra continua a dire che le cose vanno bene, milioni e milioni di visitatori, va tutto, funziona tutto bene, un sacco di lavori su Genova, che tra l'altro non si cammina più perché l'è sempre bloccato. Ma il discorso dov'è? La realtà e la verità dov'è secondo lei? Un sacco di lavoro sì, pagato male. Infatti la prima cosa che piacerebbe mettere mano è ai prezziari regionali sulla quale si basano le gare pubbliche, un prezzario regionale, quello ligure, che è molto ristretto, privo di molte voci e con dei prezzi molto bassi. Questo fa sì che le gare pubbliche siano sempre a ribasso e di conseguenza gli imprenditori si trovano anche a sottopagare gli operai, perché non dimentichiamo perché proprio all'interno delle gare pubbliche ci sono molti lavoratori che non arrivano a prendere una paga oraria superiore agli 8 euro. Quindi quella è una cosa da mettere in atto in modo da, come dire, instradare un nuovo sistema economico che dia la possibilità agli operai di avere uno stipendio dignitoso e agli imprenditori di fare dei lavori fatti bene in un certo modo. Probabilmente ci saranno anche meno gare pubbliche, ma saranno di qualità e soprattutto in sicurezza, perché non dimentichiamoci che quando si fa un lavoro al massimo ribasso la prima cosa che ne subisce le conseguenze sono proprio la sicurezza dei lavoratori. L'altra cosa alla quale mi sta a cuore in quanto ci lavoro dentro come responsabile della manutenzione è il rifacimento, il ripristino del Galliera, che le fantasie, tutte le promesse di un Galliera nuovo sono insomma da 20 anni che si racconta di questa cosa. Quindi la strada più percorribile è la ristrutturazione di alcuni padiglioni e a step by step cercare di rimetterlo in sesto, perché questo è un ospedale che non ha il tempo da aspettare le decisioni della destra. La prima cosa che farebbe nel caso, come io glielo auguro, venisse eletto? Beh, la prima cosa che farei è proprio partire dal Galliera. Il Galliera nella maniera più assoluta, perché ripeto non ha tanta vita se continuiamo ad aspettare, quindi bisogna mettere subito mano e dare ai cittadini una speranza di essere curati. La ringrazio, tanti auguri. Grazie mille. Candidato signor Giordano, posso darle del lei? Del tu. Del tu, diamoci del tu. Ho sentito prima i candidati sia uomini che donne, più o meno tutti sono sulla stessa falsariga. Anche tu sei sulla sanità, sui problemi, sulle teoricamente, tra virgolette, storie che hanno raccontato quelli di là. Com'è? Come la vedi? Intanto io vedo che se piove la nostra regione, il nostro territorio mostra la sua fragilità in un sistema dove la prevenzione è stata dimenticata nel cassetto. Io partirei dalla protezione del territorio, perché dove si protegge il territorio si protegge la natura, si protegge il futuro dei nostri figli, l'ambiente e la salute. E quindi è comunque un'economia circolare, diciamola così, però in realtà è il futuro di un territorio devastato da un sistema che ha cementificato, che ha prodotto profitti per pochi, a differenza di quello che dovrebbe essere la sana politica, profitti per la comunità e per le persone meno abbienti e soprattutto per le persone che sono inascoltate da troppo tempo. Insomma, noi siamo l'opposto di quelli che multano i poveri che vanno a cercare alimenti all'interno dei cassonetti. Noi siamo l'opposto di quelli che danno pure il daspo alla povertà, perché è fastidiosa la povertà. Noi invece siamo quelli che crediamo che una buona società si fonda su alcuni indirizzi prioritari, che è quello di ascoltare quelli che sino ad oggi sono stati inascoltati. Se non poggiamo le basi per una società migliore, soprattutto di solidarietà,
non si va avanti e non si costruisce un futuro. Poi c'è sicuramente in questo anche il discorso del reddito di cittadinanza, del salario minimo, che sono collegati al diritto alla cura. La privatizzazione del governatore Toti e del sindaco Bucci si traduce poi in interessi fatti su alcune barche per alcune concessioni, per alcuni imprenditori, che sono ricadute poi in profitti per alcuni soggetti. Ecco, noi partiamo da quello dicendo che il diritto alla salute è un diritto da tutti, anche per quelli meno abbienti. Ci sono molte persone che hanno deciso di non curarsi più nella nostra regione e quindi da lì dobbiamo partire per costruire una regione diversa. Sull'abbandono scolastico, dove ci sono zone come il CEP dove c'è l'abbandono scolastico del circa l'80%. Ecco, le università e le scuole superiori devono muoversi per fare il open day proprio nei posti dove i giovani sono abbandonati, dove i giovani sono inascoltati. Questa è la società che vorremmo costruire come Movimento 5 Stelle per Andrea Orlando Presidente. Ascolta, posso farti una domanda cattiva, perché io sono un po' quello che passa per l'avvocato del diavolo, sono un po' cattivello. Uno ti può sempre dire che le alluvioni venivano anche quando c'era il governo di sinistra, cosa gli rispondiamo? Sono d'accordo, perché io faccio il vigile del fuoco dal 1997, quindi posso dire che le mani ho messo dove gli altri fortunatamente non ci hanno mai messo, però ho anche capito che nelle cose più banali si celano poi delle soluzioni enormi. Io sono stato il primo ideatore e sottoscrittore della convenzione allertamento nella nostra regione, perché dicevo, ma io sono vigile del fuoco, abito a Righi, arriva l'alluvione, mi chiamano e non posso raggiungere il luogo di lavoro. È una cosa semplice che racchiude invece una soluzione enorme dal punto di vista di prevenzione, quindi le cose si possono fare eppure bene. Ti ringrazio. Grazie. Abbiamo anche il gatto, non possiamo dire neanche che avevamo qualcuno che ci guardava, abbiamo anche il gatto. Siamo con la dottoressa Santini, a cui faccio una domanda subito. Consultori, perché lei, se non mi sbaglio, è ginecologa. Sì. I consultori come siamo messi? Male. Male perché soprattutto nella provincia di Genova i consultori ci sono 15 sedi e dovrebbero essere molto di più, cioè la legge prevede un consultore ogni 20.000 abitanti, in realtà qui a Genova siamo alla 1 ogni 43.000 abitanti, quindi ed è una struttura fondamentale perché è un diciamo, non è un poliambulatorio, ma ci sono varie figure professionali, il ginecologo, il pediatra che vaccina, signora, vabbè, va lo stesso, e non importa, e gli psicologi, gli assistenti sociali, e quindi si riescono ad intercettare tanti disagi, tanti problemi, accedono chiaramente tutte le persone che hanno un disagio economico perché è un servizio gratuito, sociale, psicologico, insomma, e le donne che a volte presentano tante difficoltà. Allora lei praticamente, se venisse eletta come le auguro, la prima cosa che farebbe... Spingerei perché si aumentino sia le strutture, perché così il servizio è più capillare nel territorio, che il personale dedicato, che mi sembra una cosa fondamentale. È un po' il concetto della casa di comunità, no? Che è prevista dal PNRR, e è il concetto dei consultori, un servizio dove ci sono vari professionisti, gratuito, dove la gente può accedere direttamente e quindi fare da filtro rispetto agli ospedali e ai pronto soccorsi. Insomma, un po' il concetto è quello. La ringrazio. Grazie a Auguri. voi. Grazie. Siamo col professor Gianni Testino a Music for Peace, in attesa del Presidente Conte, con cui, professore, posso darti del tu? Certo. Vorrei parlarti di una cosa che al di là della politica è molto importante. Tu ti occupi di alcolismo, ti occupi di giovani, purtroppo sti giovani con l'alcolismo ci pittano parecchio. Certo, il problema alcol, ma direi il problema anche sostanze in generale, coinvolge ben 50.000 famiglie in Liguria, quindi non stiamo parlando di numeri da considerare poco. E il problema dei giovani è sicuramente importante perché abbiamo una popolazione al di sotto dei 18 anni che nel 40% dei casi consuma abitualmente alcol e circa il 10-15% consuma abitualmente alcol per ubriacarsi attraverso una modalità che si chiama binge drinking,
zapping, e questa modalità crea grossi danni al cervello, e quindi con il progredire del tempo è facile che avremo dei giovani magari dipendenti da alcol, ma sicuramente meno performanti. Quindi ecco, una delle richieste che noi facciamo alla politica è quella di mettere a sistema veramente la prevenzione e la promozione della salute, a cominciare già dalle scuole elementari, attraverso un accordo serio fra le istituzioni politiche, le istituzioni sanitarie e l'istituzione scuola. Ecco, io ti facevo una domanda un po', lo so che tu non sei uno psicologo, però come mai si vedono già ragazzini giovani? Io a volte la mattina esco e vedo già ragazzini con la birra in mano. Ai tempi nostri più o meno, tu sei più giovane di me, ma siamo coetanei, come mai ai tempi nostri si beveva acqua e non succedeva questa mania di ubriacarsi, di volare secondo il loro ragionamento? Cosa è successo? Allora, la differenza la possiamo individuare in due punti, no? Intanto l'età media si è spostata a 11-12 anni, no? Mentre magari sino a 20-30 anni fa comunque si aspettava più o meno di essere intorno alla maggiore età per cominciare a consumare l'alcol, la bevanda alcolica, e quindi cominciando molto presto ad assaggiare la sostanza il cervello più facilmente viene aggredito, attratto, e il cervello ha una memoria verso quella sostanza. Poi c'è una pubblicità incalzante, no? Quindi l'alcol è associato allo sport, l'alcol è associato alla bellezza, l'alcol è associato al successo, e quindi questo attira i ragazzi. E poi la maggior parte dei giovani che hanno problemi e che vengono al nostro centro ci dicono: guardi che noi non possiamo non bere, perché non si può non bere, innanzitutto perché se no non ci divertiamo, e allora cosa usciamo a fare? E poi verremmo emarginati dal gruppo. Ecco, queste sono le motivazioni che oggigiorno sono più, come dire, predominanti in relazione a questa tematica così importante dal punto di vista dei danni psico e fisici. Allora, da un punto di vista ospedaliero, che cosa si può chiedere eventualmente al nuovo Presidente? Il nuovo Presidente è anni che lo chiediamo, quindi speriamo che questa... Sì, stesse cose purtroppo, perché purtroppo si rincorrono sempre le lobby dei medici, le lobby di quella categoria, di quella disciplina e altro, no. Non dico per risolvere, perché sarebbe utopia, quindi questo è un problema che non verrà mai cancellato, ma per ridurlo il più possibile ci vuole una rivoluzione basaliana delle dipendenze, e quindi staccare tutto ciò, i servizi che si occupano di dipendenze, staccarli dalla salute mentale, se no noi rischiamo di definire tout court tutti i pazienti psichiatrici. Non tutti i nostri giovani sono psichiatrici, ma hanno delle manifestazioni psicopatologiche perché consumano alcol e sostanze, quindi noi dobbiamo partire da un punto di vista internistico e poi collaborare strettamente con la psichiatria, ma il mondo delle dipendenze non può essere soggiogato dalla psichiatria. Questo è un problema grande, e in alcune regioni italiane infatti i dipartimenti delle dipendenze sono staccati dai dipartimenti di salute mentale, che devono interagire, ma deve esserci una cultura diversa nell'affrontare questi problemi. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, grazie professore. Grazie. Siamo con un grande, veramente grande personaggio di questa città, ma non solo di questa città, direi di tutta l'Italia. Non sto a dire tutto quello che ha vinto, perché appena lo vedrete capirete chi è. Ha vinto tutto di quello che c'era possibilità di vincere, ha vinto anche lo scudetto. Si faceva tampere. Siamo col grande Aldo Descalzi. Grazie. Purtroppo diciamo che l'altro Descalzi ci ha lasciato 2 anni fa, e è sempre nei nostri cuori. Sempre. Qui sei per rappresentare una cosa di musica, assolutamente. Sì, io mi piace dirlo prima perché è importante, io non mi candido, però ho dato una grande mano a Luca Pirondini riguardo l'iniziativa degli asili musicali, no? Che abbiamo fatto teoricamente insieme al comune, poi non va avanti perché poi dicono che mugugno, io in realtà mugugno, però tu sai che poi io combino, quindi mi piace ricordare che è un'iniziativa fantastica che io ho deciso di mollare perché facevano troppi selfie a nome loro, e io andavamo sempre ci siano state anche grosse richieste di adesioni negli asili in cui abbiamo fatto. Poi tu hai anche tanto da fare al di là della politica, della musica, dei bambini. Sì, però io ci tengo, lo sai, sono un po'
filantropo, si può dire meglio, no? È un pochino, cioè un po' nel mio Generoso, sei un generoso. dai, sì, ecco, è nel mio carattere, quindi mi fa piacere. Poi la musica sta scendendo a un livello di riconoscimento artistico veramente sotto i tacchi, quindi soprattutto in questa città, poi tant'è il Mugugno non lo fa. Vabbè, ma lo sappiamo. Però in generale, in senso anche a livello nazionale, insomma, l'arte, quando si parla di arte, quando si parla di cultura, si parla di infosfera, ma ci si dimentica della musica. In soldoni, il progetto di cosa tratta? Il progetto è di investire sugli asili, cioè sulle scuole d'infanzia, su alcune scuole d'infanzia comunali, per far sì che siano, diciamo, a indirizzo musicale, anche perché a livello pedagogico è assunto ormai che la musica aiuta non solo a livello proprio di insegnamento culturale, di imparare la musica, ma proprio a livello di calmare, è molto terapeutica per i bambini, quindi di iniziare dagli asili a creare un mondo un po' più acculturato, lasciamo dire. Ora mi attirerò l'antipatia di tutti i latinisti, di tutte le persone che hanno fatto certi tipi di scuole, ma diciamo solo in soldoni, facciamo un po' meno, come posso dire, il Mulino del Po, i Promessi Sposi, facciamo un po' più di musica. Ma sì, l'hai detto tu? No, non l'ho detto. No, ma guarda, ci sta anche il Mulino del Po, voglio dire. Però, ripeto, c'è la musica, se tu ti ricordi, ai tempi nostri, scusa se ti... Un'ora alla settimana. Sì, no, facevamo col flautino, io andavo alla scuola germanica, un'altra cosa, però si faceva col flautino l'inno nazionale, no? Per poi prendere il flautino di plastica e buttarlo nel cielo. Assolutamente. Ecco, invece fare una ricerca più approfondita, ma non tediosa, cioè sempre a livello ludico. Bambini, Certo, io ho portato lì degli strumenti come il fagotto che i bambini possono, probabilmente i genitori dei bambini non sapevano neanche come era fatto, e invece da quel momento lì in poi abbiamo avuto la soddisfazione di andare al Carlo Felice col grande maestro Renzetti che gli diceva quello lì è il fagotto, i bambini lo sapevano già, capito? I bambini restano più... No, perché poi a quell'età lì sono spugne, quindi è bene lavorare a quell'età, insomma, perché è liberatorio anche per loro, capisci? Ecco. Ancora una domanda velocissima, non mi sparare, il prossimo premio quando arriva? Il prossimo premio adesso Ne hai presi tutti, ti manca l'Oscar oppure hai preso anche l'Oscar? No, l'Oscar non l'ho preso, però... Io ti voglio vedere a Los Angeles. Voglio vedere se ci vai in infradito, come è vero, volevi dire questo. Potrei anche farlo con la maglia, vabbè, lasciamo stare. No, non lo so. No, stiamo lavorando, per fortuna il nostro lavoro mio di Pidio anche nel periodo Covid è stato sempre attivo, quindi non mi potrei proprio lamentare, non mi posso lamentare, mi lamento solo del fatto, e rimugugno per l'ennesima volta, Questa città... no, che devo farlo, devo andare a Roma per forza, cioè tutto quello parte che... del cinema è lì. Ma quello lì è anche abbastanza normale, però ci vantiamo di far lavorare un sacco di musicisti. Diciamolo, sono tutti di qui, Sono tutti genovesi. Sì, Sei sì. l'unico. A fare ciò? Sì, no, qualcuno? Pochi? Vabbè, ma conosco non mica è che sono l'unico, è che ho la possibilità di farlo, dai, tutto lì. Poi non facciamo pensare, che non pensino che io sia, capito, come dire, proprio veramente, cioè non è mecenatismo, ecco il mio. Mi piace... Chiamare gente da fuori per lavorare. Sì, ne conosco tanti, ci ho lavorato tanto, sono tutti amici, sono tutti diplomati o comunque musicisti, fiori di musicisti che noi sappiamo, poi li vedi, girano in tournée con gente pazzesca, e ci sono, perché devo andare a... Assolutamente. No? Ecco. Ti ringrazio. Grazie a e voi. complimenti per il lavoro e che vada sempre meglio. Sempre. Ciao, grazie. Grazie. Buongiorno amici, per quarta pagina oggi siamo in questo bellissimo pomeriggio di sole a Pegli.
piena di gente che pullula di bambini perché ci sono le giornate, credo che sia del Peglilotto, una cosa del genere. Siamo qui con il Movimento 5 Stelle che intervistiamo Fabio Ceraudo, vedo che è già aggredito da persone che sono curiose. Possiamo disturbare? Certo che sì. Scusi, Certo che posso? sì. Siamo con la signora? Attardi, Maria Grazia. Dicevamo, vedo che lei è molto interessata al discorso 5 Stelle. Sì, molto. Per ora crede? ci credo tantissimo, continuo a crederci, vado avanti fino a prova contraria. Lei è di quelle convinte, un'appassionata. Convinta no, però li seguo finora perché mi hanno convinto, ecco, mi continuano a convincermi. Va tutto bene? C'è qualcosa che cambierebbe nel movimento oppure le va bene così? Sì, toglierei 2 mandati io, personalmente toglierei 2 mandati perché ci sono delle persone molto valide che dovrebbero andare avanti, portare avanti il movimento e continuare a governare onestamente come hanno fatto finora. Io la ringrazio. Prego. Gentilissima. Dopo aver ascoltato un po' di gente che si fermava qui a chiedere, parliamo con Fabio Ceraudo e gli chiediamo: ma la gente cosa ti chiede? Ma la gente soprattutto mi chiede qual è il nostro programma, cosa vogliamo fare per la Liguria, per la nostra città e praticamente capire un pochettino giustamente quali sono i rapporti con le persone, cioè interfacciarsi tra di noi, capire e riuscire a confrontarsi. Quello. Ecco. Qui ci sono milioni, spero, migliaia di persone che ci guardano, dillo a quelle persone lì l'intenzione che avete voi del 5 Stelle. L'intenzione è cambiare il paradigma, e cioè noi ci siamo trovati dentro una narrazione con la gestione Toti e poi Bucci che va totalmente stravolta. Perché va totalmente stravolta? Perché noi ci troviamo di fronte a una regione in cui viene arrestato il presidente della regione, viene commissariato l'autorità di sistema portuale genovese e dove la sanità, che è l'80% appunto di quello che è il programma della regione Liguria, che ha 230 milioni di debiti, dove qualcuno quando si vuole curare e ha un problema deve aspettare da 1 anno a 1 anno e mezzo per prenotare una visita. Questo penso che sia già abbastanza inaccettabile. Noi bisogna che portiamo iniziative che riportiamo la sanità ad essere pubblica e alla portata di tutti. Quello è la base di tutto. Poi ci sono quello che è il sociale. Dobbiamo smettere di pensare a quello che hanno fatto, cioè gli scivoli, le lucine, quella narrazione che è parte loro, ma di infrastrutture e di opere loro in campo non hanno messo niente se non dei rendering. Ecco, allora a questo punto però parliamo di te, posso darti del tu? Certo. Perché votare Fabio Ceraudo? Ma io intanto inizio un po' il mio attivismo dal 2012 come Movimento 5 Stelle, sono nato dalla Sala Cup ai tempi addirittura del meet-up degli amici di Beppe Grillo, quindi vengo un po' da distante. Poi ho messo 5 anni per candidarmi e poi ho fatto consigliere comunale per 5 anni e sono da 2 anni capogruppo in consiglio comunale. Quindi ho maturato un'esperienza amministrativa, ho fatto battaglie contro questo tipo di amministrazione, contro Bucci fin dall'inizio, perché ritengo appunto che questa narrazione, questa presa in giro dei cittadini vada assolutamente combattuta. Ti posso fare l'ultima domanda a respiro nazionale? Questa diatriba tra Conte e Grillo non fa male al movimento? Certamente fa male al movimento, il movimento è idee, io continuo a rimanere di quell'idea proprio perché vengo dal 2012 e quindi vengo da un movimento che sviluppa idee, quindi io mi auguro che il buon senso possa alla fine avere una logica, e cioè che si ritorni a portare idee, a riportare quel percorso che è costruttivo per i cittadini e per tutti quanti. Noi continuiamo ad essere gli attivisti di una volta, continuiamo ad essere i cittadini che si prestano alla politica, io mi considero ancora un portavoce, sono un lavoratore, sono un operaio e sono fiero di esserlo proprio perché sono in mezzo alla gente, sono una persona comune, sono uno di noi.
Io ti ringrazio, signori. Fabio Ceraulo. Grazie. Ciao, grazie a voi. In occasione delle prossime elezioni regionali abbiamo incontrato i candidati di entrambi gli schieramenti a sentire le novità, a sentire i programmi, a sentire un po' tutto quello che riguarda la prossima Liguria. Per Quarta Pagina da Carlo Barbero, alle prossime. Buonasera amici, allora siamo qui per le elezioni per la Liguria, siamo con una signorina e con l'amico Barbieri, partiamo da lei giustamente perché è una signora, un po' di cavalleria. Tu sei nuova o sei già addetta alla politica o è la prima volta che ti butti in politica? Allora, io avevo già iniziato nel 2022 come primissima esperienza e ho ricoperto in questi 2 anni e mezzo il ruolo di assessore al Municipio 1 Centro-Est, quindi diciamo che non è proprio la primissima esperienza, ma come regionali sicuramente è una nuova esperienza. Ecco, ti chiami Cosso? Sì, Cosso, giusto? Tu, facciamo finta che tu sia già stata eletta. La prima cosa, vabbè, dai, spero di portarti fortuna. La prima cosa su cui ti batterai? Politiche giovanili sicuramente e welfare per ovviamente le donne, quindi supporto per le donne per poter conciliare vita lavorativa, famiglia e ovviamente lavoro e figli. Passiamo a lui. Tu non è la prima volta che ti intervisto, mi sembra già parecchi anni che ti butti in politica. Tu le priorità? Beh, allora, a giudicare dal ruolo che ho tenuto in Consiglio Comunale, cioè la Presidenza della Commissione Sviluppo Economico, ho già indicato che il tema principale sarà una sorta di rivoluzione industriale per la Liguria, quindi nuovi investimenti per lo sviluppo economico e quello tecnologico. Io sono un po' curioso, questa rivoluzione di cosa tratterà? Beh, allora sicuramente la Regione Liguria dovrà essere tra le più avanti per quanto riguarda l'innovazione industriale. Allora, in questo senso, lo sviluppo economico dovrà coincidere con lo sviluppo detto sostenibile, quindi un tipo di industria che avrà anche a che fare con i famosi bilanci di sostenibilità. ESG è un tema che in Europa è ampiamente dibattuto, il candidato Bucci lo ha già detto in più conferenze stampa, credo di poter dare una mano da questo punto di vista. Occupazione giovanile, lavoro, sviluppo tecnologico, crediamo che una regione nuova possa essere una regione che ha a che fare con i giovani e con il lavoro. Allora tu ti chiami Barbieri ma hai un soprannome che è il Toro, cioè se parti così a testa bassa come il Toro ci dovresti riuscire. Facciamo tutti gli scongiuri possibili, effettivamente mi avevano anche chiesto se avessi voluto utilizzare questo soprannome per un certo gusto e una certa coerenza politica, ho lasciato Barbieri come unico nome sulla scheda. Assolutamente. Parliamo un po' di una cosa leggermente seria e leggermente poco simpatica, perché purtroppo da quello che si vede, da quello che si legge, c'è una violenza sulle donne che è inaudita, addirittura violenza sui genitori, sulle mamme, su cose che una volta erano... Tu che idea hai di queste situazioni e che intenzioni hai un giorno che dovessi essere votata e diventare assessore? Sicuramente si deve partire dalla informazione. Quello che mi sono resa conto negli ultimi anni, appunto come assessore municipale con delega alle scuole, è poter parlare ai ragazzi, quindi anche attraverso i ragazzi usarli tra virgolette per potersi rendere conto se in casa ci sono delle situazioni poco piacevoli, poterle segnalare, ma a chi e come, quindi ci sono dei centri per non subire violenza, quindi fare veramente informazione. L'informazione può essere fatta anche tramite la fissione di cartelli dove si vanno a indicare dei numeri da poter chiamare, magari nei bagni femminili, quindi dei luoghi dove gli uomini non entrano, quindi dei luoghi dove solo le donne possono accedervi. Sicuramente ci vorrebbero delle politiche molto più ampie, ma si potrebbe iniziare da questo, quindi dalle scuole, da fare informazione e da rendere tutta la popolazione femminile conscia di quali possono essere anche i campanelli di allarme per non arrivare poi a dover chiamare quei numeri, quindi rendersi conto anche attraverso magari delle testimonianze di altre persone che si è sulla strada
strada ahimè sbagliata, e quindi ci si deve fermare o fare un passo indietro o alzare la mano e chiedere aiuto. Tu sai benissimo che l'altra parte dice altre cose, dice che avete fatto, vabbè, insomma, lasciamo perdere quello che dice Che differenza c'è tra voi e loro? Intanto faccio questa domanda, ma la posizione che cosa sta dicendo? Perché a me risulta che il programma non vi sia, a me risulta che ad un programma costruito su dei concetti e dei temi sia opposto un non programma basato sulle calunnie e le offese, quindi a giudicare queste semplici cose ti direi che non c'è un programma e allora non posso rispondere alla tua domanda. Tu la pensi come lui? Beh, certamente. Assolutamente sì. Sì. Allora, credo di essere arrivata in fondo, però vi faccio ancora una domanda, ma dovete rispondere voi con quello che volete. La telecamera è lì, perché uno dovrebbe votare per Cosso? Come già ho detto qualche giorno fa in un'altra intervista, si parla sempre più spesso di giovani che non partecipano attivamente alla vita politica. Io credo che, e parlo anche per Federico perché è anche più giovane di me, quindi sia io che Federico possiamo rappresentare quella parte di giovani e rendere quindi partecipi tutti gli altri giovani di cosa si sta facendo e di cosa si farà per la politica, per il cambiamento che continuerà ad avvenire sia a Genova che in Liguria. Quindi votare me e anche Federico per anche la nostra età e quello che potremo portare, le novità e le idee per i giovani. E te ne faccio un'altra un po' più cattivella. Tu che cos'è che rifaresti e cosa non rifaresti più? In che termini? In termini del tuo mandato che dovrebbe scadere quando poi ti... Beh, certo. Posso dire la pura e semplice verità? Rifarei tutto. Tutto? Rifarei tutto perché l'esperienza che si è basata su una semplice stretta di mano con il sindaco, che è imperniata sulla possibilità di lavorare per la propria città e quindi per la propria regione, per le persone a cui voglio bene, i cittadini, e Stefania ha detto benissimo, tra l'altro, la Stefania ha detto benissimo, i giovani, perché apparteniamo anche a questa categoria di persone che spesso hanno lasciato la città di Genova. Beh, detto questo, rifarei tutto assolutamente e ti dirò di più, lo faremo anche in regione. Complimenti. Allora io a questo punto direi che così a grosso modo le idee si sono sentite, si sono capite, io mi sposto, fa vedere Cosso, Barbieri, detto El Toro. Da Carlo Barbero, alle prossime, arrivederci, ringraziamo i candidati portandogli, spero, tanta fortuna. Buonasera a tutti, siamo qui con Federico Barbieri. Buonasera. Che ci spiegherà come poter votare per le prossime elezioni regionali 2024. Sì, grazie Stefania. Allora, per tutti i cittadini indicheremo come poter votare correttamente alle elezioni regionali. È molto semplice, basterà apporre una croce sul nome del candidato Marco Bucci, apporre un'altra croce sul simbolo di Orgoglio Liguria, Bucci Presidente. Ricordiamolo, Orgoglio Liguria. Tra l'altro è facile perché è dello stesso colore del vestito di Stefania. E poi, mi raccomando, estremamente importante, dovete scrivere i nomi di Barbieri e Cosso. Grazie ragazzi, a presto. Buonasera, arrivederci. In occasione delle prossime elezioni regionali abbiamo incontrato i candidati di entrambi gli schieramenti a sentire le novità, a sentire i programmi, a sentire un po' tutto quello che riguarda la prossima Liguria. Per Quarta Pagina da Carlo Barbero, alle prossime. Onorevole Orlando, siamo qui da Music for Peace in attesa del Presidente Conte, candidato antagonista di Bucci, che è uscito all'ultimo momento, che nessuno se l'aspettava. Di Giovanni Bucci. Giovanni Bucci. Si chiama Giovanni. Ah sì? Perché è la ricandidatura di Totti. Appunto. Vabbè, ora questo, insomma, sono quelle cose che...
è uscito fuori all'improvviso perché si vede che non avevano nessuno da postare, secondo lei, o è stato un discorso di continuità? Ma tutte e due le cose, chiaramente la continuità si poteva realizzare anche con altri, si è preferito mettere tra parentesi l'attività del Comune di Genova in un momento delicatissimo della sua azione e far prevalere la logica di partito sulla logica delle istituzioni. Ecco, volevo fare una domanda veloce così poi la lascio agli altri. Come ho chiesto agli altri candidati a sentire l'altra parte, 16 milioni di visitatori, va tutto bene, lavoro, un sacco di lavori, Genova cioè, sta tornando a essere quella che era 30-40 anni fa. Poi nella realtà non sembra così. Intanto vorrei ricordare che si vota per le elezioni di tutta la Liguria, sì, certo. Dopodiché i numeri non dicono quello che dice la propaganda, nel senso che la Liguria in 10 anni ha perso il 3,5% della popolazione. I salari della Liguria sono dell'11% più bassi di quelli del nord Italia. Abbiamo un'emigrazione di giovani che studiano molto forte, ogni famiglia ligure ha un nipote o un figlio che si è laureato, ha fatto un master e è dovuto andare a lavorare da un'altra parte, e molti dei lavori che sono oggi conteggiati come occupazione sono spesso lavori precari, lavori a bassissimo salario, spesso lavoro povero con cui non riesce a mandare avanti una famiglia. Ci sono tantissimi giovani che continuano a dover vivere con i propri genitori nonostante abbiano un lavoro. Questo è il quadro più realistico della situazione, e poi in tutto questo si nasconde il tema più importante per un'elezione regionale, che è la sanità. La condizione della sanità ligure non ha paragoni in nessun'altra regione del centro-nord, come immigrazione sanitaria, come liste d'attesa, come sfascio complessivo del sistema. Allora l'ultima poi la lascio andare, la prima cosa che fa in caso venisse eletto, mettiamo mano alla sanità. Subito mano alla sanità, spostando le risorse dal privato al pubblico, subito una regola che la sanità e la regione in generale, quando fa gare d'appalto, non assegna gare sotto i 9 euro di retribuzione oraria. Io la ringrazio. Con due puntuali incursioni a segnalare due grandi questioni che riguardano la nostra regione. Questa mattina in Val Bisagno a segnalare la ricerca della talpa di Giampedrone che deve realizzare quell'opera, ma che al momento non si trova, e abbiamo proposto di fare una puntata di Chi l'ha visto per cercare questa talpa. Abbiamo chiesto anche alla Sciarelli se ci dà una mano, e poi a Villa Scassi per vedere la situazione di una sanità che è il vero punto della partita che stiamo giocando, che è allo sfascio. Allora, quando ci chiedono ma come mai voi vi siete trovati su un programma, come mai la coalizione, la confusione, tutti questi discorsi, guardate, l'80% del bilancio della regione è sanità, e è molto semplice la ragione per cui ci troviamo d'accordo. Siamo a favore della sanità pubblica e siamo contro la privatizzazione della sanità. La partita che stiamo giocando è questa: una regione per pochi privilegiati ricchi o una regione per tutti. Questa è la partita che ci stiamo giocando, e non è difficile trovarsi su questo. E poi c'è qui anche Stefano Patuanelli, che voglio ringraziare anche lui per la sua presenza. Con Stefano siamo stati al governo insieme, e con Giuseppe abbiamo affrontato, io ero vice segretario del partito, una fase molto complicata per il nostro paese. Quando ci chiedono se noi vogliamo fare o no le opere, spesso ci chiedono se vogliamo spendere o no dei soldi che abbiamo conquistato noi a livello europeo e che loro stanno sprecando o utilizzando male. Ma quando parliamo di infrastrutture, noi non parliamo soltanto di infrastrutture intese come ponti, strade e ferrovie, parliamo anche di infrastrutture che sono legate alle nuove tecnologie, alla banda larga, al calcolo. E poi parliamo alle infrastrutture più importanti che riguardano una regione, che sono le infrastrutture immateriali rappresentanti dai servizi alla persona.
Music for Peace, in attesa del Presidente Conte parliamo con i nuovi candidati alla Regione. Siamo con Antonella Traino, giovane, si candida con tante belle idee perché qui c'è tante cose da fare. Sì, molto. Innanzitutto bisogna rimettere mano alla sanità perché Totti ci lascerà un bel buco, circa 200 milioni di euro, quindi sicuramente la prima cosa da fare, ridurre le liste d'attesa che ormai se si vuole fare un controllo, un esame nella sanità pubblica sono file lunghe chilometri. E il territorio, fragilità del territorio, i giovani che bisogna assolutamente tenerli qua perché scappano tutti, sia per studiare che per trovare lavoro. Secondo Tito del lei, posso darti del tu, Certo. Secondo te, scusa, la vicenda Totti può avere sicuramente qualche ripercussione sulle elezioni o la gente purtroppo oramai è talmente assuefatta che non gliene frega più niente? Allora, io se la pensassero tutti come me assolutamente sì, perché quello che ha fatto, quello che è almeno, indipendentemente poi dall'aspetto giudiziario che ci sia un coinvolgimento penale o meno, ma comunque una contaminazione politica, affari privati che non esiste, ma anche per gli stessi imprenditori, perché comunque c'è una mancanza di concorrenza, se tu vai su uno yacht e un altro non ci va, gli stessi imprenditori comunque non sono sullo stesso piano, quindi secondo me dovrebbe avere un impatto sulle prossime elezioni. Che poi ce l'abbia, non lo so, me lo auguro, perché se la gente si informa io direi di sì, però non lo so. Con questo ti ringrazio, ti faccio tanti complimenti, tanti auguri. Grazie. E crepi il lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Grazie. Grazie a te. Continuiamo a intervistare le nuove candidate, giovani candidate alle prossime elezioni regionali. Siamo con Miriam Murru, prima abbiamo sentito Antonella Traino, parlava di sanità, degli eventuali buchi che potrebbe aver lasciato, noi giustamente usiamo condizionale perché d'obbligo. La cosa principale, la prima cosa che faresti, posso darti del tu, nel caso fossi eletta, cosa che io ti auguro? Ma innanzitutto di rendere la Liguria una regione migliore, una regione per i giovani, perché i dati comunque sono drammatici. Dal 2012 al 2016 abbiamo visto che ci sono stati molti giovani che sono scappati dalla Liguria e dall'Italia in generale. Io sono una di quelli, io sono andata in Francia, ho continuato i miei studi, mi sono laureata e adesso sono ritornata qui in Italia per sistemare un pochettino le cose e dare comunque un futuro ai nostri giovani, perché sono molto competenti all'estero e quindi ci sono diverse misure che devono essere attuate. La prima cosa che penso è l'università, la salute comunque e il lavoro ovviamente. Poi ci sono anche altre tematiche come ambiente e altro che sono molto a cuore ai giovani. Ecco, ti posso fare una domanda un po' cattivella. Sì. Quando senti l'altra parte, la Liguria così non è mai stata, 16 milioni di visitatori, lavoro per tutti, va tutto bene, ma dove sta la verità? La verità sta nei dati, come ho detto prima, dal 2012 al 2016 i dati sono piuttosto drammatici, perché effettivamente i giovani non hanno futuro. Io sono studentessa e il primo impatto, la prima differenza che mi ha portato poi a candidarmi, io mi sono laureata in chimica a Nizza, gli studi universitari sono completamente gratuiti. Invece no, qua invece purtroppo le tasse sono aumentate, i nostri genitori pagavano 300 euro, adesso si arriva addirittura a delle tasse di 3.000 euro all'anno, e quindi sono significativamente importanti per le famiglie, quindi le famiglie non riescono a dare un futuro ai propri figli e quindi sono obbligati di emigrare ed è una sofferenza, non è una cosa molto bella purtroppo. Io ti ringrazio, ti faccio tanti auguri. Grazie. Gentilissimo. Buongiorno, per quarta pagina siamo in un posto storico e bellissimo con l'amico Carlo Bagnasco.
Siamo a Calvelapeli, vecchio di più di 100 anni, con un bellissimo mare alle nostre spalle di peli, ma parliamo di politica. Continuità, cose nuove, qualcosa funziona, qualcosa non funziona, qui si è sentito dire tutto e il contrario di tutto. Cos'è che, la verità dove sta? Ma la verità sta in un progetto e in una visione di Liguria nuova, un percorso, quando si parla di continuità, di discontinuità, non è che ci affascina tanto. Noi abbiamo un nuovo candidato, una persona che ha una visione importante per la nostra Liguria, siamo un nuovo progetto politico che non dice prima non c'eravamo o chi è governatore Totti, dice prendiamo il buono di quello che è stato fatto e tanto è stato fatto di buono, dobbiamo prendere quello e come diceva giustamente lei, quello che non funziona lo dobbiamo ottimizzare. Come? Io sono a disposizione, ho fatto 10 anni il sindaco, ho voglia di fare, ho fatto 10 anni il sindaco di Rapallo, ho cambiato la città da così a così, ho voglia di fare, noi non siamo contro nessuno, mai, ma noi guardiamo il progetto politico che, ripeto, non è contro di nessuno, è solamente a favore della nostra amata Liguria. Forza Italia, chiedo ai nostri amici una X su Forza Italia e scrivere Bagnasco, ce la metterò tutta, ex sindaco di Rapallo, candidato a Genova, quindi scrivere Bagnasco vicino a Forza Italia. In automatico si voterà Bucci, sicuramente un contributo importante lo darò. In che settore? Sviluppo. Essendo un medico, essendo un farmacista, mi interessa anche la sanità. Ecco, io le faccio una domanda che ci riguarda da vicino perché siamo a Ponente, la gente di Ponente è un pochettino, giustamente, un po' abbandonata e loro si sentono un po' abbandonati. Sì. Che idee ci sono per il Ponente? Ma non è, guardi, l'idea si chiama Marco Bucci. Marco Bucci non abbandona, Marco Bucci è un uomo pragmatico, non è un politico e di conseguenza io sono convinto che Marco Bucci possa arrivare dove gli altri non sono ancora arrivati per ovvi motivi. Il Ponente è bello, guardate, abitate veramente in un posto unico, ha un fascino, ha una storia importante e deve essere valorizzata, bisogna lavorare in sinergia con Regione Liguria, con il Comune, è molto importante anche riuscire ad avere dei contributi dal governo centrale, quindi questa qua è la ricetta e secondo me se mettiamo una buona politica un contributo importante per il Ponente può arrivare. Io credo in questa squadra, credo che Marco Bucci abbia tutte le caratteristiche per dare questo tipo di contributo. Una grossa differenza fra Marco Bucci e l'antagonista. Marco Bucci è come me un amministratore, è una persona del fare, e l'altro è un politico, sono molto diversi, con tutto il rispetto per i politici, che io ci mancherebbe altro, rispetto tantissimo, ma capisco bene la differenza di chi ha amministrato, chi ha guidato la macchina comunale, chi sta guidando ancora la macchina comunale, da chi invece parla di norme, di progetti, però in questo momento ne parla e basta. Ecco, l'ultima e poi la lascio andare, è la prima cosa che farà il giorno che eventualmente venisse eletto. Bisogna vedere. Oltre che festeggiare. Sì, io ce la metterò tutta, farò innanzitutto un ringraziamento a tutti i miei elettori perché non c'è futuro se non c'è passato. E posso dire una cosa, non mi vorrò dimenticare di nessuno di cui mi hanno dato una mano. Questo è un errore che si fa talvolta in politica, io non l'ho fatto, pensi che io ho vinto col 78% a Rapallo, sindaco più votato d'Italia, la seconda volta della mia prima elezione, quindi vuol dire che non mi sono dimenticato di nessuno, quindi ringraziamento e poi tanta voglia di fare, cominciamo un pochino dalla sanità, dare un contributo di queste liste d'attesa che non hanno senso, una persona che sta male, non è né di destra né di sinistra, ma è una persona che deve essere curata, ci vuole i diritti per tutti, indipendentemente da tutti. Sulla sanità hanno fatto fatica in tanti, ha fatto fatica la sinistra, ha fatto fatica la destra, secondo me adesso possiamo dire anche basta sinistra e basta destra, prendiamo le persone, magari prendiamo questo tema, deve essere affrontato con serietà, magari levandoci ognuno di noi questa maglietta e dire ragazzi così non va bene, dobbiamo dare dei servizi ai nostri cittadini e io mi piacerebbe fare questa operazione. Gentilissimo, la ringrazio. No, gentilissimo lei e davvero grazie a tutti. Grazie. Allora,
Allora siamo con Paola Pesce Maineri, anche lei è candidata, ma in questo momento tu saresti? Io sono assessore allo sport, turismo, ambiente, eventi del municipio Settimo Ponente. Qui. Hai talmente tante cariche che non posso ricordarmele tutte, ma giustamente con te parliamo di sport, perché tu sei una donna sportiva, ho sempre visto che tu da tutte le parti che vai ti butti sempre con i bambini, ciclismo, nuoto, calcio, canottaggio. Lo sport è importantissimo, però ci sono anche altre cose più importanti. Tu perché dovresti essere votata? Grazie Carlo. Allora io credo di aver fatto in questi 2 anni e mezzo in cui mi sono appunto prestata alla politica, perché poi di fatto io sono un'operativa, ho sempre operato nell'ambito dello sport, ma da un punto di vista di realizzazione di impianti sportivi con una grande azienda in tutta Italia, e mi sono trovata in questo contesto a dare una mano al territorio e ho avuto questo incarico di assessore appunto allo sport tra gli altri, e quindi ho sempre pensato che lo sport sia un tramite fondamentale nella nostra società. L'hai detto tu, per i bambini, perché è il primo punto di aggregazione, di unione, di motorietà, di fisicità, ma poi per i ragazzi, io penso agli adolescenti, ho 2 figli adolescenti, e poi penso alle persone di una certa età, le persone con disabilità, ma anche le persone che hanno una buona capacità motoria ma che vogliono avere un invecchiamento attivo. Quindi penso che lo sport sia davvero un anello di congiunzione in tutta la nostra società, in tutta la nostra vita quotidiana. E posso confermare, perché noi siamo qui al Club Via Lapelli che ci sta ospitando, tu ti sei battuta parecchio perché abbiamo avuto qualche vicissitudine che forse, di cui si vede forse un po' di luce, certo. Grazie anche a te che ti sei battuta. Grazie. Oltre allo sport, come dicevamo prima, purtroppo in questa regione ci sono tante cose che non vanno, qualcosa va, qualcosa non va, a sentire certe persone non va niente. Dove sta la verità? No, io non credo che non vada niente, è una terra meravigliosa, la Liguria nella sua piccola lingua di terra racchiude appunto il mare e le montagne, racchiude gli Appennini, racchiude sicuramente delle criticità date da delle strade, da delle infrastrutture che necessitavano da tanti anni di essere implementate, quindi la nostra amministrazione sta cercando di fare dei grandi sforzi in questo senso, e questo è uno degli altri motivi per cui ho deciso di candidarmi, per continuare sulla linea di Bucci, sulla linea del fare, sulla linea veramente dell'apertura verso le altre regioni, verso il resto d'Italia. E abbiamo un porto, il porto più grande, quindi dobbiamo sviluppare questo in termini lavorativi, e credo che ci sia veramente tanto. La nautica, la logistica sono attività che meritano di avere degli spazi adeguati, e poi tutto, insomma, quello che comprende, diciamo, il programma del nostro Presidente. Ecco, quello che vuoi fare, che vorresti fare nel caso fossi eletta, è questo. Nel caso veramente fossi eletta, la prima cosa, oltre al festeggiare, che faresti, quale sarebbe? Penso che ce ne sarebbero tante. Intanto... ma la più importante per te Ma allora, guarda, io la più importante, ora si parla tanto di sanità, chiaramente, la sanità è complessa, la macchina della sanità è molto complessa. Io ho avuto la fortuna in questi 2 anni e mezzo di lavorare anche nella squadra dell'Health City Genova, una figura che il sindaco Bucci, nella qualità di sindaco, ha voluto. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di parlare di stili di vita diversi, e quindi qui ci sta dentro sicuramente lo sport, il movimento, ci sta una città che cambia, che si muove in questo senso, ci sta una mobilità anche diversa, una mobilità sostenibile, ci stanno le ciclopedonali, quindi questi sicuramente sarebbero i temi su cui potrei dare subito un mio primo contributo e una velocizzazione, spero, in tanti aspetti. Ecco, parliamo un po' di cose tecniche, perché mi è stato detto, e purtroppo si vede da quello che si nota nei telegiornali, che purtroppo alcune persone non sono ancora in grado di votare. Tecnicamente fai vedere come si fa a votare. Certo, giusto Carlo, bisogna essere anche pratici. Certo. Allora, il 27 e 28 intanto, quindi abbiamo tutta la domenica e abbiamo il lunedì mattina per andare a votare, e qua abbiamo un esempio di scheda, una scheda elettorale, questa vabbè è il facsimile mio. Troverete delle colonne dove andrete a indicare Marco Bucci come candidato presidente, e vi invito a mettere la croce anche su Marco Bucci. Andrete a mettere una croce sul simbolo della coalizione che avete scelto, del partito. Noi siamo una lista civica, quindi partito, ma Vince Liguria è la lista principale del presidente Marco Bucci, quindi croce su Vince Liguria. E poi avete 2 spazi, potete mettere fino a 2 preferenze, devono essere
essere persone di sesso differente della stessa lista. Quindi nella fattispecie vi invito a indicare Paola Pesce Maineri, e poi posso indicarvi tanti nomi, ma li trovate tutti nella lista. Ognuno si dedica. Io sto dicendo ovviamente il mio, ma ci mancherebbe. Tutti quelli che volete, perché siamo in un paese democratico. Però 2 della stessa lista, per non fare poi dei... Attenzione, 2 della stessa lista, uomo e donna. Se ne può mettere anche solo uno, si può anche non mettere niente. L'importante ovviamente è scegliere il simbolo della coalizione. Chiarissimo, io ti ringrazio. Io ringrazio te, Carlo. Grazie, sempre un piacere essere qua. Altrettanto e per sono me, certa altrettanto che per me. andrà tutto bene. Sicuramente.